Il sistema delle concessioni fu concepito per ammortizzare l'investimento del privato, non per tenere una rendita vita natural durante per generazioni e generazioni di Benetton. Se tu hai delle intenzioni di togliere concessioni o quant'altro, hai delle regole, hai delle leggi e hai dei contratti. Penso che sia inutile annunciarlo in questa maniera, se hai intenzione di farlo penso che ci siano gli strumenti, i canali e le modalità che non sono quelle degli annunci televisivi. Il Sol collega 5 Stelle, se ce ne fosse bisogno, trova sempre nuovi argomenti per allargarsi e così, nel giorno in cui a Genova Luigi Di Maio e Matteo Salvini assistono alla demolizione del ponte Morandi, teatro dell'immane tragedia che coinvolse Atlantia, la holding dei Benetton, arriva la nuova stoccata del vice premier pentastellato sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Quelle persone che sono morte perché qualcuno non ha fatto la manutenzione di questo ponte e quel qualcuno era Autostrade per l'Italia, dei Benetton, della famiglia Benetton. La procedura di revoca deve essere avviata e su questo non ci sarà nessuna intervista e nessuna dinamica di governo che possa fermarci. Non faccio l'avvocato difensore di Atlantia, puntualizza Zaia, ma dopo che Di Maio ha definito la stessa Atlantia decotta, scatenando le vertigini in borsa e il contrattacco dei Benetton, il governatore ribadisce. Quello che mi inquieta ancora di più, ma per il danno Atlantia sarà Atlantia, non so se la vedono loro, ho letto da qualche parte che vogliono far causa, roba del genere, cioè effettivamente se uno dice che sei decotto la farei anch'io causa, però al di là di questo cerco di vederlo in maniera asettica, l'aspetto secondo me più preoccupante è l'immagine che diamo. Pensate a uno straniero, all'attrattività dei capitali, alla voglia di fare impresa. Noi veniamo da un territorio che fortunatamente ha 600.000 partite IVA. Se non c'è più certezza del diritto e se c'è un approccio come questo, immagino che se un'azienda ha due opzioni da scegliere, la nostra scatta sempre. Poi stiamo parlando di un'azienda che di fatto ha radici in Veneto e questo non lo posso non ricordare. È un'azienda che comunque ha radici in Veneto, vuoi confrontarti con questa azienda, fallo per le vie ufficiali, ma così. Solco con i 5 Stelle che diventa voragine sul tema autonomia. Abbiamo assistito a delle scene che sono a dir poco stucchevoli e anche imbarazzanti. Continuo a sentire esponenti autorevoli di questo governo e di questa maggioranza che parlano del nostro progetto e si capisce chiaramente che non lo hanno neanche letto. Ho apprezzato le parole del Presidente del Consiglio, lo potete registrare, ho apprezzato le parole del Presidente del Consiglio, penso sia utile da parte sua e abbia fatto bene cominciare a pensare ad avvocare a sé la pratica, perché ho l'impressione che la pratica se non ha una direzione rischia di essere una pallina in un flipper.